L'ascensore è un grande segno di civiltà perché poi aiuta chi ha difficoltà motorie, però dall'altro ci sono molti cittadini che hanno possibilità di fare le scale e per questo motivo vogliamo incentivare come Regione l'utilizzo delle scale e non degli ascensori. Questo aiuta la salute e aiuta tutti noi a essere più in forma. Questa è la nuova battaglia del governatore Luca Zaia, favorire l'uso delle scale al posto degli ascensori. Mi immagino, ha detto il presidente Zaia, una norma che imponga sulle porte degli ascensori degli edifici pubblici un cartello sui quali va scritto non che nuoce alla salute, ma semmai che sarebbe meglio prendere le scale. Diverse ricerche, infatti, accertano che fare 90 scalini al giorno sia un ottimo allenamento. A trarne beneficio, oltre al fisico dei veneti, anche la sanità regionale, che vedrebbe un miglioramento dei suoi conti con cittadini più sani. I padovani, che in questo periodo si stanno preparando alla maratona, sembrano promuovere questa iniziativa. E scale a piedi? Sì, certo, fa più movimento. Vengo, sì, sono d'accordo. Le scale fanno bene al cuore, verissimo, l'ho sempre saputo, però non sempre le gambe rispondono. Sì, confermo anch'io che è meglio usare le scale, si fa più movimento, per me è meglio. Ci si tiene più allenati? Sì, ci si tiene più allenati. Oddio, dopo se uno ha una bella gamba prende l'ascensore. Beh, secondo me sì, perché comunque sollecita il movimento e fa bene un po' a tutti, no? Perché no? Si fa del movimento con un po' di prudenza.